consultazione su internet è al centro di polemiche. Angelo Pangrazio. La galassia indipendentista lancia in orbita un nuovo satellite che arriva da Verona. Ne fanno parte leghisti, cattolici tradizionalisti e sostenitori della Repubblica di San Marco, da sempre nemici di Napoleone e del Risorgimento. Tra le adesioni c'è quella di Fausto Faccia, che col gruppo dei Serenissimi andò all'assalto del campanile di San Marco. L'obiettivo? Il referendum indipendentista, che dalla prossima settimana sarà all'esame del Consiglio regionale. Riteniamo che l'impegno di esponenti della Lega nel nostro comitato sia fondamentale per proprio dare ampio respiro alle iniziative. Ora la vera sfida è approvare una legge, la legge in regione che dia valore istituzionale e legale alla possibilità che i veneti si esprimano su questo quesito referendario. Veneto Indipendente ha designato i propri protettori: San Marco Evangelista, il Beato Marco Daviano, San Zeno e San Gaspare Bertoni. Insomma, il comitato è in buona compagnia. Intanto cresce lo scetticismo sulla genuinità del referendum online gestito da plebiscito.eu, che aveva annunciato 2,5 milioni di sì all'indipendenza del Veneto. A confutare i numeri sono alcune società che certificano i flussi del web. Per loro avrebbero votato online circa 100.000 veneti, altro che 2 milioni e passa. Gianluca Abusato non ci sta, sostiene che sarà una ricerca pubblicata negli Stati Uniti a dargli ragione. Insomma, la verità verrà da lontano e chissà se sarà serenissima. Scaramucce tra Veneto ed Alto Adige dopo che la nostra regione ha fatto ricorso alla consulta contro una legge di stabilità